Mamma mia che caldo, non se ne può più, non se ne può più, mamma mia. Poi questa temperatura non vuole abbassare, c'è un caldo da morire, se continua così finiamo tutti per squagliarci, ma è possibile mai? E poi non ci voleva pure il condizionatore spasciato, ma è possibile mai? Un condizionatore spasciato d'estate, ma stiamo scherzando? Ma qua non esiste, non devono succedere queste cose. Peppuccio, l'hai aggiustato il condizionatore tu, Peppuccio, con te sto parlando, l'hai aggiustato o no? Che fai finta di non sentirmi pure, Oh, ma c'è bisogno di usarla così, ma non vedi che stai mangiando per te, non mi vuoi pazienza, no? Pazienza, pazienza, tu parli di pazienza, qua stiamo squagliando tutti, stiamo morendo tutti da caldo, aspettare che tu l'aggiusti e tu non ti vuoi sbrigare, parli di pazienza, qua bisogna sbrigarsi perché qua stiamo morendo tutti da caldo. Io Salvatore, finisce, ma non sapete mangiare, ti stai dicendo che lo stai aggiustando, capisci? Allora per cortesia zittati e non sapete mangiare. Parli di pazienza. Dai, stiamo squagliando tutti. Dice che sei bravo, aggiustato, io che sei bravo. Tonetto, a me mi puoi dire sono con voi, però sto capro mi fa bene, mi fa sciogliere il grasso. Peppuccio, fammi una cortesia, ora basta, sbrigati perché qua non si può stare più, qua bisogna trovare una soluzione, non si può stare più, perciò sbrigati. Oh! Orino! E poi, a salutare a tornato, una vez sta mangiando mangiate. Cambi! Ma quello è, dopo come anni sto prendendo un po' come bassetto, un pizzottino, tanto, ma quello è, tanto. Anzi, si sta bagnando. Si sta bagnando per me, c'è di maschino, c'è di. Alza qui, in bocca. Pazienza, io calmo sono, solo che purtroppo questa famiglia soffriamo tutti, stiamo squagliando tutti dal caldo, ma quello che si lamenta sono sempre io, è giusto? Non si lamenta nessuno, solo io, e la colpa è mia perché mi lamento perché alzo la voce, non è vero? Ogni volta pare che ci vai sempre coraggio, pare che ci vai sempre coraggio, che ti fa di piccerino, che ti fa? Anzi, si sta impegnando a aggiustare i condizionatori per fare questa malattia, e pure avviato. Perché tu rimproveri sempre? Pare che ci vai coraggio ogni volta. Guarda, tu proprio non dovresti parlare, tu proprio, perché tu sei stato, sarai e sarai sempre la vergogna della famiglia. Tu proprio. Tu proprio non dovresti parlare tu, perché tu sei la vergogna della famiglia e sei stato sempre la vergogna della famiglia. Io? La vergogna della famiglia io? E perché? Perché sarei la vergogna della famiglia? Spiegamelo, perché? Ah, e mi dici pure perché mai? Pure perché mai mi dici? Pure perché mai? Un nave colpa, meschino un nave colpa. Un nave, capite? Un nave colpa. Volevo sapere da me perché? Perché forse io mi voglio fare la mia vita e non la posso fare perché vivo in una famiglia di antiquadrati. E così, perché siete tutti antiquadrati, questo è, siete tutti antiquadrati. Antiquariati, ti permetti anche di dirci che siamo antiquariati? Ma come ti permetti? Come fai a dire che noi siamo antiquariati? Che sei stato tu che hai rovinato la nostra reputazione, che ha una vita che tu dobbiamo sopportare e la gente qua lo sa tutta, lo sa tutto il paese che noi nella nostra famiglia abbiamo un fratello finocchio, ma è possibile mai un fratello finocchio nella nostra famiglia? Ma è possibile mai? Ma ve ne rendete conto voi? Anche io ho diritto di vivere la mia vita, di avere il mio amore, di avere i miei sentimenti. Perché non mi lasciate vivere la mia vita? Perché non mi fate stare tranquillo? Perché? Perché? La tua vita?
La tua vita la devi fare fuori dalla famiglia, non qua da noi. Noi abbiamo un'immagine da rispettare, una reputazione, che non possiamo uscire più per strada, che la gente ci guarda con gli occhi storti. E noi dobbiamo sempre sopportare questo, fare finta di niente. E perché? Per colpa tua, perché tu vuoi la tua vita. E così, perché tu hai la tua vita, la tua reputazione, ti senti tutto tu. E noi ti dobbiamo sopportare anche la gente che ci guarda, che guarda i tuoi fratelli. Dobbiamo sopportare anche l'altro tuo fratello che si sta facendo fidanzato e che deve combattere con la gente che parla male sopra di noi, sempre per colpa tua. E tu mi parli a me di antiquariati. Ma Martina, fammi sta cortesia. Va. Ah sì? E quale sarebbe l'immagine? Quella di Mascoli d'onore? Quella di Mascoli d'onore? Forse se tu Mascoli d'onore, oppure se tu Mascoli d'onore. Talia, vaffanculo, vaffanculo. Talia, fammi sta cortesia, stai zitto tu perché sennò non rispondo più delle mie azioni, hai capito? Stai zitto tu. Andiamo ora! La finiamo insieme! È possibile che sono un po' di tranquillità? Tutto, non sta lui l'altro fatto, tutto! E picciocchino meschino, non sta lui! Io non lo so, manco mi ha difendito nudo. E poi tu, chi mi vuoi bene, manco mi ha difendito. Ora mi sento una bella musica. Ma quella è già la mia. Ma quella è già la mia.